All'è il 1866 e a son plui di 3 secoli che la in di Servignan e San Zors di Noiar a son sudiz dal stesso imperador. Che esce sudiz avivin in une grande planure verde e prosperose di boscs e di plantis che a produsin bens indispensabili. A produsin len, blave, forment, pomis, ue. Planure segnate dal scori di flums e di rois di aghe curinte nete. Ai sudiz l'imperatori ha lasciato la libertà di fevelare la propria lenghe, il furlan, e a duci furlan si plas gustare il frico e la sbrovade. Insomma, in queste grandi planure stan due paesi furlans che, tra che gli altri, può considerarsi fradis. La planure è la stessa. I camps producono che i stessi prodotti. L'aghe des pompis son buinis e frescis compain. I flums son disurzive e gli sloraghi si butti in te stessa marina. Il loro credo religioso alle più che millenari, portato quelli di San Marc e pandut dai Sans Macor e Fortunat Martars, patrons dal Friuli, e portati in devante storie dai patriarcis di Aquilee. Pais fradis, ma che dal 1866 il destin io ha dividus. Metus un di qua e che l'altri di là dal confin con un fals plebiscit. Diventats paesi di frontiere, si ciatin a scombatti ognuno a pro dal proprio monarca. Servignan per Franz Joseph I, San Zors per Vittorio Emanuele II. Si ciatin a lottare per conseguente concorrenza di produzione e vendite dai propri prodotti, soprattutto che i detiere.
si chatin a scombatti ognuno al proprio part, tra quel di Sarvignan e quel di Noiar di sempre puar di Sanzors, in concorrenza tra di loro e ognuno al predomini di che l'altri. Parfin la differenza furlane di linguaggio tra chei di Sarvignan con la S e chei di Sanzors con la Z par fasedin apposte per ponisi in contrast. Di fat a Sanzors dal Z se da urde chiase a son i ors, a Sarvignan dall'S da urde chiase a son i ors. Non stin contà dal tif che alla esisteva tra gli due squadri di ballon subite dopo le prime guerre mondiali, quando la Cervignanese e la San Giorgine avevano disuiato i ballon. Gli partiti erano la scusa per diventare una competizione internazionale. San Zors quintri Sarvignan al diventava Italia quintri Austria. Alla fin des partidis, i tifosi dai due paesi fradis finivano sempre per sgambiarsi un fracasson di botis. Alc al succed anche al DDV che i nostri governanti non sono tornati a mettere i confini con le unità territoriali. Di fatto che i daltor, che te storie sono state quasi sempre con Sanzors, che il confine aliere ai 3 punti, come si sono mettuti a trappetà per passare di là dal confine. Alle riconosciuto che il popolo furlan è sempre stato malcontento, contestatore, baruffante, ma sempre quintri di se stesso, mai quintri di che gli hanno sempre mettuto i piedi sul quel per comandare e fare il tasè. Prima l'Austria, poi Vignesie, come è l'Italia che divide, e Trieste, la son mascotte, e messe dei furlans come che i par, e il popolo al continuo a baruffà coi sieri. Mettendo di banda i bruzzi pensieri, per un momento ci allintai voi la Sarvignan dal DDV, col suo bielause. Poesie e antichi monumenti.
la sua storia, anche che antiche, figlie di Aquilee. La Sarvignan dal DDW è diventata cittadine. Sarvignan sur più grande di San Zorz, nonostante che i loro contrasti ciascun indassi la man per sopravvivere in un mondo che sta cancellando la nostra identità con una velocità impressionante. Anche una volta però è una imposizione voluta di altri e gli protesti dei furlans non li ascolta nessuno. Non us resta che sperare in un Friuli libero e indipendente. Mandi!